È la seconda prova del challenge Roberto Andreghetti, prova di ottima qualità per cavalli anziani di categoria B e di categoria C. Autostart inizia a muoversi, è arrivato Brivio d'Elite, il favorito è Cesare AMG numero 5, Andrea Farolfi in salchi. L'avversario è Kennedy con quota in salita, Alessandro Gocciadoro. Si va in partenza l'1 Brivio d'Elite Antonio Di Nardo, 2 Dynamic Flight LF Francesco Tufano, 3 Batosta Enrico Bellei, 4 Dalila Bar Pietro Gubellini, 5 Cesare AMG Andrea Farolfi, 6 Brest dei Greppi Carmine Piscuoglio, 7 Bluff dei Greppi Manuel Pistone, 8 Kennedy Alessandro Gocciadoro. 1,75 sul campo Cesare MG, 2,60 Kennedy. Autostart che si prepara al lancio. Partiti. L'errore di Batost, va davanti Dalila Bar con all'esterno Cesare AMG. Dalila al comando, Cesare che cerca posto, poi Brest dei Greppi. In corda c'è Brivio d'Elite che rientra, Cesare AMG il quale è costretto allo scoperto. Terza posizione lungo i birilli per Bluff dei Greppi. 14,8 per il lancio. Prova a muovere subito in avanti Kennedy che aggira il gruppo e si porta allo scoperto, scavalcando, almeno provando a farlo, Cesare AMG. Se ne vanno 400 in 29,5. Kennedy deve spendere per andare accanto a Dalila Bar che guida il gruppo, seconda posizione per Brivio d'Elite, seconda pariglia per Cesare AMG, poi in corda Bluff dei Greppi che precede Brest dei Greppi. Alla retroguardia Dynamic Flight LF, 43,9 per i primi 600 di gara. Il passaggio davanti alle tribune, Kennedy va ad attaccare Dalila Bar, 800 in 57,7, 28,2 questi 400 metri. Dalila in vantaggio, Kennedy all'esterno, in corda Brivio d'Elite avanti a Bluff dei Greppi. Pariglia per Cesare MG che precede Brest dei Greppi, poi Dynamic Flight LF, 1,11,9 il chilometro da parte di Dalila Bar che cerca di tenere a distanza Kennedy, il quale è sempre lì al largo. Viene in terza ruota Brest dei Greppi, in corda bene Brivio d'Elite avanti a Bluff dei Greppi, la retta di là in 14,4, 1,26,3 3/4 di miglio. Dalila Bar si difende, Kennedy continua ad attaccarla, Brivio d'Elite è lì in corda senza spazio, poi Bluff dei Greppi, Dalila e Kennedy, poi Brivio e Bluff, gli altri che sembrano più in difficoltà all'ingresso addirittura d'arrivo. Dalila Bar in vantaggio, continua a respingere Kennedy, prende l'open stretch, Brivio d'Elite che scatta di dentro, in vantaggio Dalila, torna Kennedy sul passo, Brivio che di dentro non scatta più di tanto, ora si ingamba Brivio d'Elite sul palo, viene a giustiziare Kennedy. Su un 31 a chiudere, 1,12,4 il ragguaglio cronometrico, Antonio Di Nardo che ha avuto da sudare per ingambare Brivio d'Elite che in open stretch non era proprio convinto. Quando ha trovato la pedalata giusta però si è ingambato, è venuto a stampare di dentro Kennedy che se l'era meritata tutta perché ha fatto un miglio a tutto vapore allo scoperto, ma si deve accontentare del secondo. Al terzo finisce Dalila Bar, la vittoria per il training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia Opitergium. Vince Brivio d'Elite, un 7 anni da Ideale Luis e Poesia d'Elite.